Il centro storico di Agrigento, la via Atenea, nota come il salotto buono della città, da tempo non viene più popolata dai suoi cittadini, deserta. In questo quadro si inserisce l'iniziativa del centro commerciale naturale via Atenea e dintorni, la realtà che riunisce gli esercenti del commercio e di altre attività con l'obiettivo di recuperare e fare riconquistare il valore del cuore di città. Un grande aiuto è dato dai volontari di strada che con una singolare iniziativa a partire dall'8 dicembre fino al 6 gennaio proveranno a sensibilizzare gli agrigentini occupandosi inoltre dei bambini offrendo loro il sorriso e tanto intrattenimento. Per questo Natale il parcheggio lo offriamo noi. Con questo slogan i commercianti promuovono il parcheggio gratuito a partire dall'8 dicembre. Natale con il cuore nel cuore della città, uno slogan dal forte impatto, chissà se riuscirà a colpire il cuore degli agrigentini, quindi a risvegliare il piacere dei cittadini di ripopolare il centro storico da tempo deserto. Sì, noi ci stiamo puntando molto. Vogliamo che questa parola morte non esiste più per via Atenea, vogliamo che tutti gli agrigentini ritornano di nuovo nella via Atenea, ma non solo a fare lo shopping, ma a creare proprio quell'aggregazione, quel passeggio che c'era una volta nel salotto agrigentino e che adesso purtroppo non c'è. Come intendete risvegliare gli agrigentini? Allora agli agrigentini e a tutti gli abitanti della provincia stiamo cercando di regalargli un momento di festa. E per essere un momento di festa abbiamo tenuto in considerazione che dobbiamo far divertire i bambini. Qui avete un esempio e sicuramente troverete dell'altro di Atenea per tutti i fine settimana, sabato e domenica fino al 6 gennaio. Un aspetto invitante per questa iniziativa riguarda la situazione dei parcheggi. Allora, la situazione dei parcheggi, noi abbiamo già stipulato una convenzione con il parcheggio di Via Crone e notizia di oggi ci è arrivata la conferma di una convenzione con il Comune per il parcheggio pluripiano di Via Imperio. Il punto cardine di questa iniziativa in questo momento è il fatto che in questa fase, in via sperimentale, il parcheggio comunque lo offriremo noi ai clienti della Via Atenea che utilizzeranno questi parcheggi. L'amministrazione si è impegnata, noi in sede di incontro che abbiamo svolto il 29 del mese scorso, si è dimostrata disponibile, abbiamo avanzato una serie di richieste a costo zero, considerato che capiamo qual è il momento di difficoltà, ma l'amministrazione capisce anche qual è la nostra situazione e devo dire che stiamo riscontrando una certa disponibilità. La convenzione è una delle prime cose che sono venute fuori, adesso un'altra cosa che sta venendo fuori è l'istituzione di ulteriori strisce blu per sosta parcheggio a pagamento. Altre richieste abbiamo avanzato e siamo in fase di definizione con l'amministrazione. In questa iniziativa ci sarà Gigio che allieterà i bambini. Gigio, vuoi fare un saluto? Amore! Saluta i bambini. Ciao belli! A chi saluti? A un bimbo. Dov'è? Lì. Sicuro? Sì, qui.